Anche l'orchestra storica del PD. Credo che a questo punto sia giusto lasciare la parola al governatore, perché sicuramente avrà cose magari importanti da dirci. Grazie e grazie a tutti. Grazie. Fate un bel applauso al sindaco che se lo merita e all'amministrazione comunale. Voi sapete, invitiamo qua anche gli amministratori, ma anche i sindaci che sono qua, Gastone, la Paola, dopo chi che ne era, Biz, gli amministratori di Orsago, che sentiamo se c'è più applausi o parole, dai, forza, applausi o parole, a tutti applausi. No, vi ho detto di ringraziare il sindaco che prima mi ha detto qua è piena la piazza, prossimo anno ingrandisce la piazza e comprano l'allevamento del Porzei per fare i musetti, giusto? Però posso dire, piuttosto che se perde una tradizione meglio che se brucia un paese. Pensate che noi dispariremo tutti, no? Perché prima o dopo ne tocca a tutti, ma sta piazza d'ora in poi sarà sempre piena all'ultimo dell'anno e quindi va a merito di aver tenuto in piedi questa iniziativa, quindi grazie all'amministrazione comunale di Orsago. C'è sempre di più e ogni anno possiamo che diciamo qua che avevamo fatta, c'è un anno in più, giovani, vecchi, anziani, adulti, a tutti bisogna dire qua grazie, un anno lo venciamo. Allora mi penso che sia fondamentale dirvi due robe. Intanto che ho fatto un bell'anno, vi ho visto che erano un sacco di casini anche, vi ho visto quanti alberi che ho, se qualcuno vuole un tronco del pin non è nessun problema, vi costa niente, basta che ne ciorveo però. Che ne aveva circa 15 milioni di alberi, 28.000 ettari a terra, su 100.000 ettari da Asiago, passando per il Cadore, per l'Agordino, il Cadore e finire in Comelico, 100.000 ettari di bosco interessato, dei quali 28.000 rasi al suolo. Le avete viste le immagini, no? Una tragedia autentica, si parla di 14-15 milioni di alberi e di circa 8-10 milioni di metri cubi di legname. Bisogna tirarlo via velocemente perché questo legname, se resta là, oltre ad avere problemi di sicurezza, di dissesto idrogeologico, fitosanitari, perché dopo quei tronchi diffondono le malattie, ma che ne abbiamo uno pratico che è quello del paesaggio, no? In montagna se vive del turismo, ma quello che pare la fine di una battaglia, no? Con tutti morti per terra, questa è l'immagine che ti ha, e sto silenzio, no? Non è più niente in piedi. Ecco, considerate che se non togliamo quegli alberi già la primavera sarà un problema per chi vuole andare a passeggiare e non trova i sentieri, perché tutti quegli alberi sono, quindi una tragedia autentica. Questo è stato a fine anno, però è stato un bell'anno perché comunque sbloccare la pedemontana, siamo in finale per le Olimpiadi, vi avete visto, no? Vedete che si scherzava, invece a finale si andai a Tokyo, da Ren in Australia, e a giugno i diserà se abbiamo vinto noi altri o la Svezia. Se vinciamo noi altri ne dà 980 milioni di dollari, quasi $1 miliardo per fare le Olimpiadi, che non è una partita da poco, è sempre Veneto, è sempre le nostre Dolomiti. UNESCO del Prosecco, patrimonio dell'umanità anche a questo a giugno, mi porta avanti a pratica se viene a ripresentare, però roba che vuoi dirlo è l'autonomia. Siamo andati tutti a votare qua. Sulla ricevuta, voglio vedere la ricevuta. Siamo tranquilli qua con le ricevute. Sapete come è nata la ricevuta? Allora, siccome che i 4 pantaloni che si aveva a Roma, prima in portare in tribunale perché ne voleva fare il referendum, dopo in a denunciare al TAR, tutto è così, alla fine si è inventato e ha detto per fare saltare il referendum a Zaia ai Veneti, non che fanno usare la tessera elettorale. Sapete che non diventa la tessera elettorale a casa? E il referendum le ufficiali, ma i Veneti non va con la tessera. E allora i miei uffici erano tutti preoccupati, cosa facciamo la tessera, come che a volte che mi regalava, sapete che un'anima regalava le vacche, qui vedei, vi ricordavo che mi ha portato le vacche in provincia, e il problema era dove mettere il bollino del numero di inventario e vacche perché era diventata della provincia, e i miei uffici dice cosa facciamo adesso che non abbiamo l'uso della tessera elettorale, la ricevuta l'ho detto fermo, così la gente va a casa e si incornisa e
io sono stato a votare per il referendum, quindi il problema è diventare una grande risorsa perché sono tutti a ricevuta e tanti piange perché ne andai a votare ne a ricevuta. Detto questo, al di là delle battute, l'autonomia. Allora, avete visto che anche ieri usciva Salvini sui giornali, si parla del 21 marzo, è una riforma importante. Mi posso già dirvi e garantirvi che tutto il lavoro il Veneto lo ha fatto, il progetto l'è già depositato il 2 di ottobre al Presidente del Consiglio, chiediamo le 23 materie, perché la Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie. E inizia un percorso nuovo, che è quello di avere autonomia, come che si dice, le tasse che restano sul territorio. Quindi se andremo a seguire questa attività, che sarà sempre più dibattito, non stai a farvi tremare i polsi, perché è ovvio che se Veneto avrà l'autonomia, qualcun altro che viene che va, come si dice, i privilegi di gestire le nostre competenze. Ma non è vero che l'autonomia spacca l'Italia, che farà morire di fame qualcuno. Cioè dopo, se morire di fame vuol dire cavare i sprechi, sì, allora diciamo che i sprechi viene cavai, perché se un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro e in giro per l'Italia viene pagato anche a 70-80 euro, ve lo dico sempre, è meglio che portiamo in ristorante i pazienti, no? Senza parlarvi di tutto il resto delle robe, basta che pensi che il Veneto ha gli stessi trasferimenti delle altre regioni a sanità, noi abbiamo una sanità d'eccellenza, in altre regioni gli esporta gli ammalati, questo è quello che accade. Ma a parte questo, allora, se spera di chiudere tutto sto giro entro l'inverno che finisce il 21 marzo o per la primavera, perché inizia il 21 e il 22 marzo, il 21, e se andremo ad andare avanti con questo lavoro. L'autonomia è la madre di tutte le battaglie, deve essere chiaro che sia la Lega che si è impegnata con i cittadini a sostenere questo referendum, tutti i nostri amministratori, i cittadini in generale, ma anche i 5 Stelle che ha sostenuto il referendum, gli ha messo nel programma del governo eccetera. Adesso noi si aspettiamo l'autonomia, guardate che ora o mai più, se non passa sto giro vuol dire che le finia, ma le finia anche come società, perché gli stati che crescono e tutti i strati dove che è autonomia, federalismo. Pensate ai nostri ragazzi, qui va via dall'Italia, dove chi va? Chi va in Germania, federalismo, chi va negli Stati Uniti, federalismo, chi va in Svizzera, federalismo, chi va in giro per il mondo, in tutti i paesi dove comunque le robe funzionano. E noi dobbiamo dimostrare come Veneto che quando si interessano altre robe funziona. Guardate che se i 28.000 ettari di bosco là e fosse a qualche altra parte per l'Italia, che sarebbe il pullman di gente che piange e dice lo Stato ci ha abbandonato. Da noi altri da tirarsi su le mani e andare via tutto. Hai visto le strade nuove? 10 giorni strade e un applauso a tutti quelli che lavorano. E quindi così. L'augurio che il 2019 ne porti l'autonomia, questo è il primo augurio. E il secondo a tutti voi altri e a noi altri, che sia assolutamente un anno buono, che si possa realizzare tutti i progetti, i sogni, che vi possa mantenere vicine persone che più vi sta care, e un augurio particolare a 2 categorie di veneti, quelli che sta male, sperando che il 2019 sia l'anno della ripresa, della salute, e i giovani, perché i giovani è il nostro futuro, quindi lo dedico veramente questo augurio del cuore a tutti i ragazzi. I ragazzi gli è il cuore pulsante del Veneto ed è giusto che i ragazzi gli abbia il massimo dei nostri auguri. Vi deve stare in Veneto, trovare lavoro in Veneto, crescere in Veneto, far famiglia in Veneto e farlo diventare ancora più grande sto Veneto. Grazie e buon anno a tutti.